Ci troviamo in questo momento in Vicolo Papa Luciani, in un luogo fortemente simbolico. Qui alle mie spalle, infatti, sta nascendo il primo nido integrato di Santa Lucia di Piave. È un investimento importante, la cifra si aggira intorno a 1.200.000 euro. Questo va a testimoniare l'impegno della nostra amministrazione verso le nuove generazioni. Di questa somma 576.000 euro derivano direttamente dal PNRR, in particolare dalla missione Asili Nido 02. Questo dimostra come anche fondi europei possono agire in modo diretto sui nostri territori. È un segnale forte per le famiglie di Santa Lucia. Andiamo a rafforzare tutto l'impianto educativo integrato 06. Portando qualità e profonda attenzione verso i nostri cittadini più piccoli. Dal 2019 il trend delle nascite nel nostro paese è costante e stabile. Questo è un dato che non possiamo dare per scontato, anzi deve stimolarci come amministratori a creare sempre di più condizioni favorevoli per chiunque volesse diventare genitore. L'istituzione dell'asilo nido non è l'istituzione solamente di un servizio, ma uno strumento concreto di sostegno per le famiglie e di conciliazione vita familiare e lavorativa. Il luogo è stato individuato in piena conformità a tutte quelle normative vigenti in materia di educazione e di struttura dell'impianto educativo di intervento. Queste leggi prevedono la strutturazione di un asilo nido integrato vicino a strutture educative già esistenti. Il nostro obiettivo come amministrazione è quello di continuare a creare una rete di competenze, di esperienze e di qualità, e che tutte queste vengano messe a disposizione della comunità. Riteniamo importanti e sicuramente da tenere e consolidare le sinergie con tutta l'istituto comprensivo, quindi qui in particolare la scuola di infanzia Vittorino da Feltre, con la scuola parrocchiale Camerotto e il Girotondo. Queste scelte amministrative si inseriscono in una visione a lungo termine, investendo oggi per un futuro migliore, mettendo i piccoli al centro. È fondamentale la consapevolezza che il benessere della comunità dipende anche dalla qualità dei servizi che noi amministratori offriamo ai nostri cittadini più piccoli.